Presidente. E allora, ultima, ma non per questo meno importante, Lega Coop. Abbiamo qui il Presidente di Lega Coop Veneto, Davis Rizzo. Grazie. Allora, ascoltando la presentazione che ha fatto l'ingegner Tosini, avete potuto vedere, qui si parla di paratoie che servono a regolare il flusso dell'acqua e quindi anche a sbarrare la risalita del cuneo salino. E quindi è un'opera che in primis serve a tutelare un territorio, a tutelare un tessuto economico, in particolar modo il comparto agricolo e quant'altro. Poi c'è anche il di più, che è appunto anche la valenza viabilistica che rappresenta il ponte che si fa sopra il manufatto. E appunto, ragionando su questi aspetti, mi veniva abbastanza facile l'analogia di quest'opera con un'altra opera che è costituita da paratoi e che ripara il territorio qui vicino dalle acque alte e quant'altro, che è il Mose. E c'è un altro elemento di analogia tra queste due opere, e cioè il rischio che fino a poco tempo fa ha corso il Mose e il rischio che corre oggi questa opera, e cioè il rischio di rimanere un'incompiuta. Vi posso garantire che per tantissimo tempo quell'opera straordinaria che è appunto il Mose ha rischiato fortemente di rimanere la più grande incompiuta della storia di questo paese. Poi fortunatamente, e tutti lo possono vedere, lo possono testimoniare, così non è stato, il Mose funziona e Venezia rimane all'asciutto anche quando c'è l'alta marea. Perché non è rimasta un'incompiuta quell'opera? Perché ad un certo punto c'è stata una condivisione dell'obiettivo principale, cioè quella di portarla a termine, che ha interessato tutta una serie di soggetti che avevano appunto da tutelare dei propri interessi. La città di Venezia, lo Stato in primis e tutti quelli che ne vanno dietro. E allora, quando è scattata quella volontà condivisa, si è potuto terminare quell'opera. Credo che oggi per il cuneo salino serva lo stesso presupposto, e cioè deve maturare, mi pare che l'incontro di oggi sia stato di forte aiuto per andare in questa direzione, deve maturare la volontà in tutti i soggetti che hanno, come dire, un ruolo e un coinvolgimento nella realizzazione di quest'opera. È lodevole lo sforzo che stanno facendo il Consorzio di Bonifica e il Comune di Chioggia, ed è apprezzabile quello che abbiamo sentito poco fa dal commissario dell'acqua e dal dottor Contarini. Perché? Perché inevitabilmente aumenta il tasso di fiducia sulla prospettiva che questa appunto non rimanga un'incompiuta e che non rimanga un disegno su una carta di un progettista, ma che prenda effettivamente forma. Perché qui ci sono diversi interessi in gioco, tutti di importanza strategica. È strategico per il Comune di Chioggia creare una viabilità che sia degna di questo nome per un pezzo importante del suo territorio. È strategico per il comparto dell'agricoltura vedersi tutelato nel proprio lavoro e nella difesa dei terreni che deve coltivare ogni anno. Perché questo capiti, stiamo parlando di un delta finanziario che non è quello del Mose, è per fortuna molto minore. Stiamo parlando di una decina di milioni largo circa che mancano sulla scorta di quello che è stato detto oggi. Non credo sia una missione impossibile recuperarli, anzi credo che sia anche, se si seguono i passi, che se c'è quel presupposto di cui parlavo poco fa, ci siano tutte le premesse perché quei soldi vengano reperiti e vengano messi a disposizione. Questo territorio, come non se l'era meritato l'incompiuta del Mose, altrettanto non si meriterebbe l'incompiuta del cuneo salino. Credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Grazie.